Ne Didì, ma tu sei sicura che l'indirizzo è questo? Hai mai fatto una camminata persa? Sì, signore, è questo. C'è passata ieri, mamma e l'ha visto. Dice che è un appartamento delizioso. Non so quanti appartamenti ci ha fatto visitare tua madre fino a mo' e non hai combinato mai niente. Già, perché tu sei superstizioso. Tu hai il complesso della iettatura. E dal tuo complesso, Didì, io voglio solamente che il nostro nido d'amore non sia perseguitato dal malocchio. Come si vede che non hai voglia di sposarmi. Ma che dici? Ma moremo in surà. E allora devi chiudere un occhio su certe sciocchezze, sino a casa non la affittiamo mai. E va bene, vuol dire che per il tuo amore lo chiuderò. Ecco, siamo arrivati. Questo è il palazzo. Ah, numero 17. Cominciamo buono. Portiere? Portiere? Dite, signor, che volete? Vorremmo parlare al portiere. E il portiere non c'è, è andato a Priestana e segue. E poi aveva pure a trovare un zio sui che sta ricoverata a Gesù e Maria. Esegui, ospedale. Allegria, allegria! Ma se volete parlare con me, io sono la moglie. Ah, siete la moglie? E allora dateci un'informazione. In questo palazzo si fitta un appartamento? Sì, signore, sono 2 stanze, saletta e cucina. Hai sentito, Carli? Proprio adatto per noi. Ah, e a che piano si trova? Sesto piano, numero 17. Nato 17. Didi, tu senti? Chiudi un occhio, amore mio. E diteci un'altra cosa. L'ascensore c'è? C'era una volta, ma il proprietario l'ha tolto perché è successa una disgrazia. Una disgrazia? E che è successo? Una mattina si rompette l'ingranaggio e 2 persone fecero il volo dell'angelo. Morirono? E allora campavano. Chi le carattere il sesto piano si faceva una pizza. Titine, tu senti? Chiudi un occhio, amore mio, chiudi un occhio. Però la casa è bella, ariosa, quieta, veduta panoramica. Figuratevi che rimbetta a stanza di pranzo ci sta come fosse un piccolo cimitero. Un campo santo. E una cappella privata di certi nobili antichi che murettono con culare l'84, saluta a me. Ma se avrete quanto è bello, tutto croce e crucello torno. E che piacere, te! Uno mangia e vede il croce. E dite, possiamo vederlo questo appartamento? Veramente non sarebbe ora perché io tengo ordine del proprietario che si deve visitare dalle 17 in poi. E dallo questo 17. Ma per voi faccio un'eccezione perché mi siete simpatici. Grazie assai. E voto, ci sono ancora gli inquilini dentro? No, che l'ha sfittata da 6 mesi e precisamente dal giorno dei morti. Dal 2 novembre. Non signore, per farvi a capire a voi, siccome la casa è bella, quieta, ariosa, ci venete nei casi 2 freschi sposi, nero, manco i mesi, che la buona cristiana la sposa facette che li cosa o marito. Quali cose? Che li cosa che pognono e ciaravella. O marito sapete, e guccia in coppo fatta e l'ha ceretta a tutte e 2, saluta a me. E dateci un po' che saluto pure a noi, questo che cos'è? Loro murettano, o sposa fu arrestata e la casa di manette sfittata e non si è affittata più. Titine, tu senti? Chiudi un occhio, amore mio, chiudi un occhio. Io sto chiudendo. Spero che sia un palazzo signorile. Ah, perché se potete stare sicure, sono tutti signori. Sono 16 inquilini e voi a 17. Mannaggia, il 17 chi ha creato? O piano sotto a voi ci stanno un piede che è un farmacista. O quarto piano ci stanno un prevede e una lavatrice a scartellate. O terzo ci stanno un infermiere che fa strenghi e lavaggio di sangue. O primo o secondo piano ci sta l'ambulatorio e la cassa mutua. E a pian terreno ci stanno un masterascio che fa la voce per bello punno. Come vedete è un palazzo che non ci manca niente. Sì, ci stanno tutte le comodità. Titine a Muncen. Però la casa è bella, auriosa. Quieta, panoramica. Ma chi mi c'è catevano qua? Bambane! Bambane! Ah, ecco mio marito, mi ha parlato questo. Bambane, aiutami! Io mo che faccio in terra? Che è stato, Nicolì? Una disgrazia grossa assai. È morto Zidane. Tu che dici? La verità, mentre oggi lasciato alle segui per gli ospedale, ha già avuto a Zidanella e faccia e me la risa. E a dove sta Mozzitanella? Sta venendo a da me, prepara una seggio, falla assettare. Povero marito mio! Zidane! Mamma l'ha già perduta a passare! Titi a Muncen. Aspetta, vediamo di che si tratta. Ma com'è stato? Chi la ieri stava così bello? Dici che è stato un fumo di cannella, un fuoco di paglia, una picciata di sigarette. Sa parla io tutto l'accendi sigari. Povero Zidaniel, mi voleva così bene. Sì, ma io mo voglio portare a casa mia! Io voglio acconciare in dolce le sue! E tu metti là che la casa è umida. E che fa? Si mantiene più fresca. L'ha pigliata per un mellone. Ma sa che facciamo? Cercammo permesso al cavaliere e l'acconciamo al sesto piano rindo quartino che sa da affittare. Titi, tu stai sentendo a Muncen. Aspetta, amore mio, chiudi un E occhio. caccia chiudere di più. Che sanno chiudere l'occhio, naso, orecchie. Sa d'affidare tutte cose. Ma noi dobbiamo sposarci. Non mi sposi più. Che stia a casa non me la uri. Faccio croce a te.
crocia nera come matrimonio, ya te vedi. Povero marito mio! Paolo Zidani!